Io apro le trasmissioni sempre dicendo care amiche, cari amici, e mi chiedo perché. Ma perché sono nostri amici quelli che seguono le ricette del grande Armando. Ciao Armando, ciao, come Bruno, stai? tutto Benvenuto bene. anche Grazie. oggi qui in questo piccolo studio, ma pieno di calore, di vita, mie care ascoltatrici. E poi, credimi, ogni volta che io sono qui con te e vediamo le ricette del giorno, io ingrasso di mezzo chilo, solo a leggerle. Ecco, vedi, tu sei fortunato perché quando diamo queste ricette ti viene questo appetito così, però si vede, sei così entusiasta di questo calore che ti dà queste ricette che tu non vuoi mangiare più. Sì, ma io ti dico, ma queste ricette che noi diamo, poi tu là in quel di casa tua, non è che ogni tanto puoi farcene una e invita. Sì, si potrà ma fare. noi portiamo un bel regalino all'Ave, sì. Che ha tanta pazienza, si potrebbe anche fare, come no? Sì, ma non per tutti gli amici, per carità. Pochi. No, potrebbero venire però alle 3 panocce tutti gli amici a mangiare, sì. Tu fai qualche ricettina e facciamo anche lo sconto. Certo. Va bene. Fermo proprio, lanciamo l'unico ristorante nel Veneto che lancia in anteprima. Caro Bruno, ti do una notizia. Io farei, proprio adesso se lo gestisco io, bisogna dire che io attino, fare in anteprima per tutto il periodo che da oggi inizia le svendite, no? Sì. La promozione delle svendite, quindi care amiche, vi ho messo via un po' di soldi, è andato al Bruno che ha messo delle robette in svendita, via la SME, quel negozietto prende gioiellini. Ed è tutta una tentazione perché l'hanno coteriva dentro l'anno, te sa, mettere via questo che altro, approfittai perché adesso è il momento giusto che le scontino. E allora sai Bruno che lo devi fare io. Regia, dammila uno, regia. Allora, Armando mi sta facendo pubblicità, ma Armando è un caro amico, però venite a trovarmi alla SME, magari un piccolo sconto lo facciamo anche a voi. Ma Bruno, poi se non trovate Bruno, c'è ovviamente se c'è qualche marito che vuole fargli il regalino adesso che non sa cosa fare, va da Bruno. Se non c'è Bruno c'è anche una stupenda ragazza che vi sa consigliare con una voce così sottile e accogliente. Però se noi non raccontiamo la ricetta di oggi, qui sono ad ascoltarci. Ecco perché ti dico, ecco perché ti dico che sarei l'unico dei ristoranti, se Tino mi ascolta, che farei anch'io la promozione di sconti per tutto il percorso. Quanto va avanti? Un mese adesso sti sconti? Sì, un mesetto, ma possiamo farla andare avanti anche di più. Ecco, un mese di sconti. Decidiamo noi. Vieni in ristorante, vai al ristorante. Parliamo con Tino. E hai il sconto cosa fai di 40-50%? Madonna, il mesvien, Tino, il more. Faremo questo, pensa ai giovani che verrebbero. Bene, avanti con la ricetta. Vabbè. Allora, la ricetta, zuppa di coda di bue, la sopa di coda di bue. Parlando terra, è una zuppa di usanza nel Veneto, con un gusto inconfondibile, perché ha dei sapori, i suoi sapori sono gioie per le nostre papille, per le labbra dei commensali, che rimarranno appiccicati come in un forte bacio. Ma veramente? Saudente, suadente, non saudente. Convince il bacio. Allora, gli ingredienti veloci, 4 persone, sempre, i mieti praticamente, 1 chilo abbondante di buona coda di giovane bue, un gambo di sedano, una carota, una cipolla, un piccolo mazzetto di prezzemolo, una foglia di alloro che non manca mai, 2 bacche di ginepro, si trovano facilmente? Sì. 12 crostini di pane casereccio e sale poi a piacere. Ecco, qua ci vuole una casseruola di giusta misura per la carne che si prende. Esatto. E com'è la procedura? Allora, casseruola di giusta misura si riempie di acqua il quanto necessario per questa coda. Naturalmente non si mette il pane dentro, no, assolutamente. Quindi si mette tutti gli ingredienti, la cipolla, il sedano, le bacche di ginebro, il sale, la foglia di alloro. Naturalmente la coda di bue va tagliata a pezzi e sbollentata prima. Esatto, perché per togliere quella impurità che ha. Quindi se taglia a tocchi giusti, che dopo si acciappa qui dodei de domani,
che si ammagna e si ciuccia anche i dei. Che buona, quindi, che buona. Si butta quando è stata sbianchita a parte in un'altra teglia, si butta dentro la coda insieme a tutte le verdure che abbiamo citato e si fa bollire Un'oretta circa, circa, poco più di un'ora. Sì. cercando sempre di schiumare le impurità che vengono a galla. Che quindi, Lo volevo fare da mia nonna io. Ecco, questo è importante. Anche da mia mamma. Sì. Quando che è cotta, che vuole un'ora come abbiamo detto, se la toglie dalla casseruola e si mette tutti i tocchi In un piatto? Unico? No, qua dice in quattro piatti, la verità, ma... perché tengo i tocchi giusti in proporzione, Certo, in quattro, dove a ti, perché vuol dire che sei un po' più goloso che ti tira solo un in più. Ma mieti doppiati. E quindi si mette questa qua in un bel piatto. Caldi, che sia caldi i piatti. Sì, e si riversa sopra del brodo, fondine praticamente. Si copre, sì. Col brodo e i crostini in E dopo fianco. si mette dentro i crostini. Che dopo si mette dentro. Mi piace. E qua bisogna mangiare tutto quel avere un cucciaro, perché dopo ogni tanto si beve il brodo, no? Sì, e il crostino. E col crostino. Però le beccia per quei mari gli diceva alla cara persona che vi ha preparato questo piatto, che dice mettimi una ciotolina qua vicino che buttei in ossi, vatti a mangiare sta le cornia che sei di sta carne che si spapola in un modo meraviglioso come che diceva Bruno prima, no? E dopo è un fatto, perché se vatti a raffreddare un momentino le labbra, le si sta pissigate come quando chiede un grande bacio passionale e noi si stacca, non si sta a capire se è passione, se non è passione no, ma ecco, se è passione. Questo vede, unire il buon cibo all'amore, ecco perché l'amore, vedi che si sposano bene. Ecco perché noi altri avevamo amore della cucina, certo, perché avevamo amore anche per le donne, per le nostre consorti. È scontato che assolutamente tutti i giorni. Per le amanti, no, le amanti non ci sono. Vediamo il buongiorno al mattino, se hai dormito bene. Certo. Ecco, e quindi dopo si va avanti così. Allora, lo ripeto, zuppa di coda di bue o sopa de coda de bo. Questa è la ricetta di oggi. Io Armando ti saluto perché purtroppo il tempo è finito. Grazie. Ti ringrazio anche per questa ricetta. E buon appetito. Mi resta le labbra in petale. Buon appetito a tutti voi. Buon appetito. Buona giornata.